Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati per quanto riguarda gli speciali di friulitv.net. Già collegato con noi il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, al quale do il ben ritrovato e grazie per la partecipazione. Allora, i tempi, come si dice, sono tirati, dobbiamo correre come in questo momento sta facendo Gorizia e Nova Gorizia in vista dell'appuntamento 8 febbraio 2025 per l'avvio ufficiale della capitale europea della cultura. Ma soprattutto già si è partiti, no, signor Sindaco, perché già dall'8 febbraio di quest'anno avete messo i ferri in acqua per iniziare le prove tecniche di trasmissione, no, come si dice. Siamo condannati a usare il protocollo e di darci del lei o possiamo darci del tu? Si va a ruota libera da noi, non c'è problema. No, ecco, visto che sono parecchi anni che ci conosciamo e che ti apprezziamo, perciò siamo sdoganati e possiamo usare il tuo allora. Sì, 8 febbraio, tra l'altro sappiamo, non tutti sanno la ragione per cui sarà l'8 febbraio. 8 febbraio, innanzitutto sappiamo che nel 2019 era Matera, 2025 spetta alla Slovenia, e perciò la candidatura è stata in ticket Nova Gorizia, cioè Nova Gorizia e Gorizia. 8 febbraio perché 8 febbraio è la giornata della cultura slovena, scelta perché è la data di morte di Prešeren, il più grande poeta sloveno, ma coincide anche con la data di nascita di Ungaretti, il nostro Giuseppe Ungaretti, che come sappiamo è stato il cantore del Carso. All'epoca oltre il confine non c'era la Slovenia né la Jugoslavia prima, ma c'erano gli austro-ungarici. Perciò è anche come simbolismo davvero è una giornata particolarmente importante da questo punto di vista. Siamo partiti, certo che il countdown l'8 febbraio, in realtà siamo partiti da quel dicembre di 3 anni fa, di 4 anni fa, quando la Commissione europea conferì questo prestigioso riconoscimento a Nova Gorizia e Gorizia insieme. Stiamo correndo nel vero senso della parola con l'affanno, perché se uno pensa alla capitale europea della cultura, perciò ci sono alcuni eventi da realizzare. Smitizziamo, non sono alcuni eventi, nel senso che il Big Book, quello che è chiamato Big Book, cioè il Vangelo, la Bibbia, il contratto che le due città hanno firmato con la Commissione europea, porta circa poco meno di 100 che saranno gli eventi più grossi, quelli di più portata europea. In realtà solo da parte italiana saranno circa 1500, perciò traguarderemo i 2020 tra Slovenia e Italia. Quando parlo di Italia parlo davvero non soltanto di Gorizia, perché questo sarà una straordinaria, ahimè temo irripetibile, opportunità per tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, perché noi dobbiamo puntare sulle nostre caratteristiche. Noi sappiamo che a Matera, ad esempio, quando c'era un evento a Matera, ma doveva poi andare a una rappresentazione di prosa, si andava a Bari, a Petrozielli, cioè un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ritorno. Noi in un'ora e mezza da Trieste arrivi, superi Venezia, sei arrivato quasi a Padova. Ecco perché tutta il teatro sarà tutta la regione per noi. Noi promuoveremo perciò non soltanto le città più vicine, tutte quelle della nostra provincia, ma allontanandoci da Gorizia e Nova Gorizia, perciò Palmanova, Cividale, Aquileia, ma andrà Benzone, Carnia, il Pordenonese. Ho citato Aquileia per un motivo anche particolare, perché oltre che naturalmente l'importanza storica, nel 2025 ci sarà anche il Giubileo, perciò una volta 30 anni fa il Giubileo era concentrato su Roma, oggi sappiamo che il Giubileo è spalmato su tutto il territorio nazionale e comprensibilmente una porzione importante di turisti, di fedeli verranno anche ad Aquileia. Ma se questa è la parte corrente, cioè in termini solamente come freddi numeri, pensiamo ai 50 quasi cantieri che sono aperti in questo momento a Gorizia. Noi stiamo utilizzando, per chi è tecnico, stazioni appaltanti ovunque, perché altrimenti sarebbe impossibile raggiungere quello straordinario risultato di chiudere i cantieri tutti prima dell'inizio della capitale europea della cultura, perciò entro la fine del gennaio del prossimo anno. E ce la faremo. Se nessuno gufferà contro, ce la faremo. E perciò noi stiamo pensando non già alla capitale europea, ma perciò non solo al 2025, ma tutto quello che noi stiamo realizzando lo pensiamo al 2035, 2045, 2055, sia in termini di infrastrutture, perciò di investimenti, opere pubbliche, ecco, perciò il verde,
i posteggi, il Palabigot che ospiterà concerti, ma eventi sportivi, una struttura di copertura dell'ex mercato L'Ingrosso in via Boccaccio che ospiterà manifestazioni fieristiche, merceologiche, musicali, culturali, sportive. Ecco, tutto quello che mancava a Gorizia. Ovviamente è importantissimo l'intervento anche del privato, perché c'è una mancanza di spazi per studentato, mancanza di spazi per l'ospitalità. Comunque mi sono dilungato un po' troppo nella prima risposta, ma è un cantiere aperto sia per quanto riguarda le opere pubbliche, sia per quanto riguarda i grandi eventi. Allora, caro sindaco, come hai detto tu, insomma, c'è tanta carne al fuoco, tanto movimento e tanto entusiasmo alle spalle, perché abbiamo visto, soprattutto oggi come oggi, è semplice, no? Scriverlo, ma poi metterlo in pratica è difficile, perché sappiamo tutte le varie problematiche per portare a termine questo grande risultato. Chiaramente, come hai già sottolineato tu, il progetto non è nato ieri, ma è nato l'altro ieri, perché insomma sono anni che si vocifera, no? di queste idee di riunificare, soprattutto dopo la caduta della cortina di ferro e del confine ufficiale tra Italia e Slovenia con l'Europa prima e Schengen dopo, che ha riportato insomma quel territorio ai fasti di un tempo, la famosa Nizza d'Austria, no? Come veniva definita nella Belle Époque, sì. Ecco, la Nizza austriaca come veniva definita nella Belle Époque, Gorizia e tutto il suo interland. Ma quello che conta, che hai sottolineato una cosa importante, se la Slovenia da una parte ha preso subito la palla al balzo e si è messa subito in moto, dall'altra parte giustamente Gorizia, comune capofila, si è allargato anche verso il territorio italiano, cioè in particolare Friuli Venezia Giulia, e magari potrebbe essere anche così, possiamo dire una sorta di rivoluzione copernicana, permettimi il termine, per togliere quel campanilismo che molto spesso ha fermato e ferma le varie iniziative nel territorio del Friuli Venezia Giulia senza trattino, no? Ma guarda, la mia filosofia è sempre stata questa, banalizzo. Se io fossi proprietario di un albergo, tu fossi proprietario di una piscina e un altro proprietario di un maneggio, e non centriamo gli uni con gli altri, sarebbe interesse mio dire che il mio albergo è vicino a un maneggio e a una piscina, perché rappresentano uno nei confronti dell'altro un valore aggiunto. Noi abbiamo nel perimetro piccolo del Friuli Venezia Giulia un patrimonio di paesaggio, di manufatti, opere d'arte, stupendo, eccezionale, davvero. Certo che io da partigiano del Friuli Venezia Giulia, da un goriziano, è ovvio che mi viene più facile, ma tutte le persone che girano il mondo si rendono conto di quello che il Friuli Venezia Giulia può davvero offrire. Ecco perché è interesse mio dire che cosa vedono, quali musei ad esempio vedono a Trieste. È interesse mio parlare delle mummie di Venzone, è interesse mio parlare dei laghi in Carnia, ma dell'enogastronomia, è interesse mio parlare di Gemona, oltre che di Aquileia, di Cividale, naturalmente i 3 siti UNESCO, della produzione vitivinicola. Cioè, abbiamo davvero della laguna, abbiamo dei luoghi davvero stupendi, ma da ogni punto di vista. Perciò, sapendo che noi non diremo, caro turista, vieni a Gorizia e vai a dormire a Spilimbergo. Gli diremo, vieni a Gorizia perché puoi visitare questi luoghi, puoi assistere a questi eventi. Poi vai però, visto che sarai costretto, tra virgolette, a dormire non in città perché non abbiamo grandi ospitalità, ma anche a mezz'ora, 3/4 d'ora di macchina dalla città, mezz'ora, 3/4 d'ora. Significa il tempo che ci impieghi da Fiumicino a Città di Roma, significa il tempo che ci impieghi per attraversare una porzione della città di Roma. Perciò noi siamo viziati da questo punto di vista. Io dirò, non vieni a Gorizia ma vai a dormire a Spilimbergo, cito Spilimbergo. Vieni a Gorizia, visita quello che c'è, quando poi andrai a dormire a Spilimbergo, sappi che a Spilimbergo, come in tutta in quella zona, a 20 minuti di macchina, puoi visitare questi luoghi, puoi assistere a questi eventi. Ecco perché per noi è stato importante, non era facile, predisporre una piattaforma. La piattaforma sta partendo. Questa piattaforma sarà il punto di riferimento esclusivo per tutti gli eventi, tutti, non soltanto quelli
della capitale europea, ma anche quelli che in qualche modo si riflettono. Perciò il grande evento che ha luogo a 100 km da Gorizia, 150 km da Gorizia, lì troverà una sua promozione, ma troverà una sua promozione anche tutto ciò che è ospitalità, perciò l'albergo, il ristorante, la produzione appunto vitivinicola che fa turismo, andare per il Collio, parlo del Collio perché ovviamente siamo nel Collio, andare per il Collio e andare in quelle cantine significa che si traduce in una opportunità turistica, vedere un qualcosa che altrove non vedi. Ecco perché noi crediamo davvero che potrà servire forse anche come apripista, però davvero ogni grande evento del Friuli Venezia Giulia dovrebbe guardarsi intorno e avere la capacità di coinvolgere e trainare nell'interesse suo innanzitutto, perché a questo punto non è più il turismo fuori porta. Se io so che c'è una cosa che mi occupa mezz'ora, non prevedo neanche di pranzare o di cenare. Se c'è invece un qualcosa che mi occupa un giorno, allora dormo, pranzo e ceno. E se a questo punto faccio chilometri e chilometri per quella giornata, approfitto e dico cosa faccio il giorno dopo o il giorno prima. Questo davvero per me potrebbe essere un metodo che mi auguro certamente sarà applicato o comunque sarà condiviso. Perfettamente. Allora, Sindaco, prima di concludere il nostro intervento, io dico che questa operazione Go and Go 2025 bipartisan, diciamo così, porta alla mente due grandi personaggi politici del territorio. Perché dico bipartisan? Perché uno era del centro-sinistra, che era Darko Bratina, e dall'altra del centrodestra, il compianto Ettore Romoli. Due personaggi che magari in comune, tra parentesi, non avevano nulla, però a livello politico, insomma, si sono sempre battuti per il bene di questo territorio, e un po' uno, un po' l'altro alla fine hanno visto da un'altra parte oggi realizzarsi qualcosa che, possiamo dirlo, fino a 15-20 anni fa sembrava impensabile e irrealizzabile. Sì, è che è tutta la politica che 20 anni fa era diversa, nel senso che rammento che ero ragazzo, mi piaceva ogni tanto andare ad assistere ai lavori del Consiglio Comunale e avevi dei vecchi proprio fascisti da una parte, dall'altra comunisti e certamente divergevano su tutto, però c'era il rispetto della persona, non la politica urlata, il piacere di seguire anche i processi induttivi e deduttivi, il ragionamento, no, con cui cercavamo di convincere quella assise. Oggi, ai noi, tutto si consuma in un tweet, anzi non si dice più tweet, non so se si chiama ancora tweet, un X, non so come si chiama adesso, o in un post, manca la possibilità di approfondimento, perciò manca, vedo che l'asticella del rispetto della persona, ai noi, si è abbassata di tanto. Probabilmente i social, che non sono da condannare, sono uno specchio della nostra comunità, hanno comunque con giudizio. Ecco, bene, io ringrazio Rodolfo Ziberna perché so che deve partire e raggiungere la splendida cornice della Laguna Veneta, in particolare Venezia. Avremo altre occasioni ieri a Roma, oggi a Venezia. Ecco, avremo anche altre occasioni sicuramente con Rodolfo Ziberna e con il suo staff di lavoro per approfondire bene, dettaglio per dettaglio, quello che è in cantiere, quello che si sta sviluppando, e soprattutto in attesa del famoso taglio del nastro di quel famoso 8 febbraio 2025 che darà il via ufficiale a Go and Go 2025, capitale europea della cultura. Sai che per te le porte sono sempre aperte, perché ci piace come fai informazione, come fai approfondimento, e perciò esattamente l'opposto di quella critica cui facevamo prima riferimento nei post e nei social, che devi liquidare tutto con una battuta. E io concludo dicendo, io ringrazio chiaramente il sindaco, però dico, sono come la panda, se non ci fossi bisognerebbe inventarmi. Grazie, come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Mandi, Duce.